Seconda corsa dall'Arcoveggio per Neo 3 anni sulla distanza del doppio chilometro. In 11 dietro l'autostart lo schieramento: 1 Gioia Trio, 2 Gianoli Alca, 3 Goldfinger, 4 Giano dell'Est, 5 Ghibli dei Greppi, 6 Gogollona, seconda linea 7 Gordon Robin, 8 GoPlus SM, 9 Galaxia Lunare, 10 Galaxy Horse, 11 Guappa Jet. Pronostico che vede i favori per Gordon Robin, numero 7 Antonio Di Nardo in sediolo. L'alternativa principale è Giano dell'Est, numero 4. Macchina che accelera lungo la corda, cerca di mantenere la testa Gioia Trio, che si avvantaggia e conquista il comando nei confronti di Gianoli Alca. Terza posizione alla corda per Goldfinger, all'esterno muove subito Giano dell'Est che va all'attacco. Numero 2 Gianoli Alca intanto l'errore squalificato. per Gianoli Alca è 200 metri iniziali in 16,5 davanti alle tribune. Passa in vantaggio Giano dell'Est nei confronti di Gioia Trio e Gogollona, mentre all'esterno c'è la progressione di Ghibli dei Greppi che si trascina Galaxy Horse e Guappa Jet. Lungo la corda più indietro Gordon Robin. E così se ne vanno i primi 600 metri di gara. 49,5, molto tranquilli per Giano dell'Est, che guida sempre su Gioia Trio. Ghibli dei Greppi che rimane per corsie esterne, più indietro l'errore di Gogollona. Numero 6 Gogollona 800 metri in squalificato. 1,5 con leader sempre Giano dell'Est su Ghibli dei Greppi. Gioia Trio alla corda. Terza posizione si è accodati intanto Galaxy Horse. I cavalli affrontano ora il passaggio al chilometro in 1,21,5. Sempre Giano dell'Est a fare l'andatura nei confronti di Gioia Trio, Ghibli dei Greppi che si impegna all'esterno, al largo Guappa Jet, alla corda c'è Galaxy Horse, poi la terza ruota da parte di Gordon Robin, a un giro dalla conclusione, Gordon Robin avanza, progredisce con decisione sulla penultima piegata. Sopravanza in breve Ghibli Numero dei Greppi, 4 Giano mentre dell'Est sbaglia squalificato. Giano dell'Est, e così al Numero comando si ritrova 10 Gioia Trio, Galaxy Horse impegnata all'esterno squalificato. da Gordon Robin. Meno di 600 alla conclusione con Gordon Robin lanciato Numero su Gioia 9 Trio. Galassia Lunare squalificato. Indietro rimane Ghibli dei Greppi che si è accodato. 400 alla conclusione, insiste nella sua offensiva Gordon Robin, Gioia Trio replica, i due alle prese. Poi c'è l'errore di Gordon Robin Numero a metà 7 della curva finale. Robin Gioia Trio in vantaggio squalificato. con 2 di margine su Ghibli dei Greppi al completamento della curva finale. Gioia Trio in vantaggio. Ghibli dei Greppi che prova a spostare. Gioia Trio va un po' in difficoltà. Guadagna Ghibli dei Greppi nel finale. Ghibli dei Greppi in grado di passare e vincere sulla stessa Gioia Trio, mentre al terzo posto finisce Guappa Jet. 1,19,5 il ragguaglio conclusivo con 31,3 a chiudere. Bel primo piano di Ghibli dei Greppi che Nicola Del Rosso porta a grossa quota alla vittoria. Se l'è anche guadagnata, ha girato esterno per un tratto di gara, poi è riuscito ad accodarsi e in arrivo è venuto a piegare Gioia Trio che aveva condotto inizialmente, per piegarla abbastanza nettamente sul traguardo. Numero 5 di Ghibli dei Greppi al primo posto, in sediolo il proprietario Nicola Del Rosso per il training. I picchi